Benvenuti di nuovo amici, nel mondo del 2026. Oggi parleremo di un'auto che è sempre stata famosa per la sua robustezza, stile e potenza fuoristrada. Sì, sto parlando della nuovissima Suzuki Jimny 2026. Questa vettura non è solo un aggiornamento, ma rappresenta una nuova generazione che combina il fascino classico della Jimny con la tecnologia moderna. Partiamo dall'esterno. La Jimny 2026 mantiene il suo iconico design squadrato, ma ora con dettagli più moderni. La griglia anteriore è più audace, i fari a LED e le nuove luci diurne donano un aspetto potente e contemporaneo. Il profilo laterale mostra una geometria perfetta, con nuovi cerchi in lega e un'altezza da terra leggermente maggiore, ideale per l'off-road. Sul retro, la ruota di scorta rimane montata sul portellone, un tocco classico del suo stile avventuroso. Tra i nuovi colori disponibili troviamo Forest Green, Midnight Black e Deep Blue, che la rendono ancora più accattivante. Passando agli interni, Suzuki ha fatto davvero un ottimo lavoro. L'abitacolo della Jimny 2026 unisce semplicità e solidità. Al centro troviamo un nuovo schermo touch da 10 pollici per l'infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il quadro strumenti include un display digitale che mostra in modo chiaro tutte le informazioni di guida. I sedili sono più comodi, disponibili in tessuto premium o in pelle. Nella parte posteriore lo spazio è stato migliorato per offrire maggiore comfort anche alle famiglie. Inoltre, l'insonorizzazione è stata potenziata per ridurre i rumori della strada. Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Suzuki Jimny 2026 è dotata di un motore ibrido da 1,5 litri che combina potenza benzina ed elettrica. Questo motore sviluppa circa 105 cavalli, ma il vero punto di forza è il sistema 4x4 All Grip Pro, ora ancora più efficiente nel garantire trazione e controllo su qualsiasi tipo di terreno, fango, neve o rocce. Il cambio è disponibile sia automatico a 6 rapporti che manuale a 5 marce. In termini di consumo, la Jimny può raggiungere fino a 18 km al litro, un risultato eccellente per la sua categoria. Infine, parliamo del prezzo. La Suzuki Jimny 2026 dovrebbe partire da circa $27.000, mentre le versioni top potrebbero arrivare intorno ai $32.000. Suzuki ha davvero creato un'auto solida, affascinante e ricca di caratteristiche moderne. Che tu stia guidando in città o esplorando sentieri di montagna, la Jimny sa sempre come distinguersi. Amici, questa era la recensione completa della nuova Suzuki Jimny 2026. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime recensioni auto. Alla prossima, guidate con prudenza e restate connessi!